Allora, eccoci, due parole per raccontare un po' la genesi di questa ricerca che nasce da un'iniziativa di due ordini degli architetti, quello di Roma e quello di Milano, che l'anno scorso, durante la giornata della memoria, hanno organizzato una piccola cerimonia, ma molto simbolica e anche molto emozionante, di riparazione per annullare ufficialmente la cancellazione dall'albo degli architetti che subirono nel 1940 gli architetti professionisti, i cittadini italiani ma ebrei. E da lì è nata l'idea di sviluppare questo tema, cercando di raggiungere anche gli altri ordini degli architetti e è stata poi presentata una domanda per un progetto europeo sulla linea della cittadinanza consapevole e contro qualunque tipo di intolleranza. A questo punto gli ordini che hanno aderito sono stati tanti e tra questi anche Venezia e Trieste, poi Milano, Torino, Ferrara e via dicendo. A Venezia questa ricerca è stata presa in carico dall'Ordine degli Architetti di Venezia, che l'ha estesa agli ordini del Veneto, che hanno accettato, e dalla Soprintendenza Archivistica per il Veneto e il Trentino Alto Adige, che presso cui si è costituito un gruppo di lavoro di cui fa parte la professoressa Calabria ed anche io. La ricerca è partita, poi ha avuto delle lentezze dovute ovviamente alla situazione contingente, ma promette. Nel 1938, il 14 luglio, il Giornale d'Italia pubblicava il Manifesto degli scienziati razzisti, cui fece seguito l'approvazione da parte del Gran Consiglio del Fascismo della Dichiarazione sulla razza, che è il documento che in fondo pone le basi anche teoriche per la politica di discriminazione nei confronti dei cittadini ebrei che venne poi attuata nell'arco del biennio successivo. In quell'occasione veniva anche annunciata l'istituzione nelle principali università del Regno di cattedre di studi sulla razza. Quindi questa si è trattato anche di un'operazione che aveva un suo aspetto, se vogliamo, culturale, tra virgolette, che non deve essere trascurato. Fecero seguito a questo momento poi una serie di normative conosciute appunto come le leggi razziali che gradualmente portarono all'esclusione dai vari aspetti della vita civile, economica e sociale dei cittadini ebrei, a cominciare dalla scuola. Furono esclusi studenti e docenti, l'università, i servizi, gli uffici pubblici, le banche, le aziende. Poi seguirono tutte le attività industriali e commerciali e gli ordini professionali. Fu un percorso abbastanza tortuoso sul piano normativo ed anche pratico, ma in realtà molto veloce, molto compatto. Vennero inizialmente stabilite delle eccezioni, c'erano delle particolari eccezioni di cui potevano godere le famiglie di chi avesse particolarmente meritato nei confronti del fascismo e del governo dell'epoca, quindi famiglie di caduti in guerra, famiglie di fascisti della prima ora, orfani di guerra e via dicendo. Alla fine nel 40 però non ci furono più distinzioni. La legge che ordinava la cancellazione dei nomi degli ebrei dagli albi professionali e quindi la loro impossibilità a esercitare la professione è del 29 giugno del 39 e entro il febbraio del 40 fu attuata fu effettivamente realizzata tutta questa manovra. Tra l'altro la legge prescriveva la totale cessazione di qualsiasi prestazione professionale da parte di cittadini di razza ebraica e offriva ai clienti non appartenenti alla razza ebraica la possibilità di revocare l'incarico conferito prima della cancellazione dell'albo. Questa massiccia operazione venne poi anche sul piano, diciamo, culturale dell'opinione pubblica sostenuta da una campagna molto serrata che si realizzò nelle pagine dei giornali nazionali soprattutto,
ma anche nei giornali locali. Quindi nei giornali locali noi troviamo un eco di questa, non un eco, troviamo ribaditi i principi che diventano a questo punto fondamentali di tutta la politica dello Stato, cioè la difesa della razza diviene un obiettivo fondamentale e viene logicamente presentato con tutte le possibili spiegazioni che potevano venire in mente in quel periodo. E quindi noi troviamo sui giornali, nelle prime pagine normalmente, resoconti entusiastici dei vari viaggi del Duce in tutta Italia, incontri con capi di Stato, scelte politiche, notizie sull'impero e via dicendo. Appunto dal 21 al 25 settembre Mussolini è a Treviso, Padova, Belluno, Vicenza e Schio. E i vantaggi che i territori traggono da questi viaggi sono notevoli sul piano anche economico e sociale. Vengono presentati tutti i provvedimenti normativi che in questo periodo stanno cambiando la fisionomia dello Stato italiano e appunto anche tutti quelli che riguardano l'attuazione della difesa della razza. Poi nelle pagine interne troviamo sempre più spesso disseminati notizie e informazioni su fatti nazionali o internazionali che raccontano episodi che giustifichino un po' questa presa di posizione, raccontando episodi di complottismo, disfattismo giudaico, notizie di complotti mondiali ebraici contro il fascismo e contro il nazismo e via dicendo. Quindi sull'onda di questa doppia situazione, quindi creare una sorta di consenso o comunque una sorta di far passare questa cosa come normale, e le normative che invece sono serrate, molto tecniche, molto occhiute, molto attente ai numeri e anche alle situazioni economiche che ne possono derivare, appunto nel 1940, nel corso dell'anno, a vari momenti gli architetti, i professionisti architetti vengono espulsi dai vari ordini professionali. A Roma ne vengono cancellati 4, a Milano 12, fra cui Ernesto Nathan Rogers, e così nelle varie altre città. A Venezia gli architetti cancellati sono 4. Ora, terreno fondamentale di ricerca per questo tipo di indagine sono logicamente gli archivi degli ordini professionali, gli archivi privati degli architetti interessati e gli archivi delle istituzioni pubbliche a cui era affidata questa triste manovra. L'archivio dell'Ordine di Venezia ha subito molti spostamenti e traumi, quindi allo stato attuale abbiamo potuto vedere l'albo padre in cui vengono registrate fin dall'inizio le immissioni nell'ordine, il numero di matricola e le immissioni e le cancellazioni. Verbali e altri documenti sono più tardivi e anche un po' scarsi. Diciamo che gli ordini professionali nascono negli anni 20, 23 e 25, per un certo periodo architetti ed ingegneri sono accomunati nella stessa organizzazione. Dagli anni 20 in realtà diventano sindacati interprovinciali. Quindi i professionisti di cui abbiamo notizie sono Guido Costante Sullam, iscritto nel 26, definito ebreo cancellato, ingegnere, architetto, docente universitario, fu sospeso da tutti gli incarichi. Fu a lungo nel dopoguerra consigliere della comunità israelitica. Aldo Goldschmidt, iscritto nel 26, anche lui ebreo cancellato, fu attivo a Verona, di lui abbiamo trovato finora poche notizie, e quello che abbiamo visto è che ebbe però una feroce polemica con l'allora sovrintendente famosissimo Gerola, e spero che la ricerca ci porterà ad avere invece più indicazioni. Gilberto Herrera è scritto nel 1928, matricola numero 14, definito noto ebreo discriminato. Daniele Calabi, il più giovane di questi, iscritto nel 1936, ebreo cancellato. Architetto e ingegnere, come anche ingegnere era Gilberto Herrera. Questa è una ricerca che
può continuare, ha le premesse per portare a degli approfondimenti interessanti. Intanto il primo degli aspetti che andrebbe approfondito è appunto questo rapporto fra architetti ed ingegneri, perché per esempio nelle carte della Regia Corte d'Appello di Venezia, presso cui era stata creata un'apposita commissione distrettuale per i professionisti di razza ebraica, si vede che oltre ai medici, i farmacisti, gli avvocati, i procuratori, i ragionieri, furono espulsi 15 ingegneri, tra i quali sono contati nuovamente appunto Herrera e Sollam. L'obiettivo di questa ricerca è anche quello di ricostruire le storie di questi professionisti, che non soltanto quindi un momento molto buio della storia del nostro paese, ma anche le storie individuali di questi professionisti. Alcuni di loro riuscirono a lavorare nell'anonimato e in clandestinità, altri dovettero emigrare, qualcuno fu deportato, Paganowski per esempio. Qualcuno riuscì a tornare e a lavorare al termine del secondo conflitto mondiale. Di molti però non si ebbe più notizia. Grazie.